Lo spettacolo pirotecnico sul bacino di San Marco rappresenta il momento più suggestivo della ricorrenza del Redentore a Venezia. Fin dalle origini, la festa nata nel 1577 per celebrare la fine della devastante epidemia di peste che provocò in città circa 50.000 vittime, prevedeva l'accensione di fuochi e l'uso di artiglieria. Oggi questa tradizione si è evoluta in un grandioso spettacolo pirotecnico moderno. Tutto è cambiato, è evoluto, le coreografie, i disegni e poi negli ultimi 10 anni abbiamo ampliato il fronte di fuoco al massimo della distanza di sicurezza disponibile in bacino, quindi sfruttiamo tutto lo spazio al meglio possibile. Antonio Parente lavora per la ditta che realizzò per la prima volta i fuochi d'artificio del Redentore per la festa del 1989, quella del famoso concerto dei Pink Floyd. Dal punto di vista pirotecnico, un'era geologica fa. Abbiamo un fronte di fuoco di 400 metri, che è una cosa molto impegnativa ed è cambiato tantissimo. Una volta era molto più semplice, c'erano solo pontoni grandi, adesso sono stati aggiunti negli ultimi anni dei galleggianti più piccoli per allargare il fronte, fare coreografie più, più dinamiche e più spettacolari. Dietro a quella mezz'ora di spettacolo c'è un lungo lavoro di preparazione che spazia nel tempo, dall'ideazione e dalla progettazione dei fuochi d'artificio fino alla loro realizzazione materiale e quindi all'allestimento in laguna di tutto ciò che è necessario per mettere in scena uno spettacolo unico nel cielo di Venezia. All'incirca si parla di qualche migliaia di 5, se non sbaglio, migliaia di pezzi di artifici, sono artifici di vario tipo, di vari calibri, dai più piccoli ai più grandi, che hanno colori e coreografie completamente diverse e quindi per un totale più o meno è una cifra del genere, anche perché si deve passare i 35 minuti, insomma è una cosa abbastanza impegnativa.